Alberto Cigana è direttore del CSU Zorzetto, una realtà che riunisce una serie di cooperative nella provincia di Venezia e che dà lavoro in particolare a persone svantaggiate. Anche questa realtà, come le aziende e le imprese del nostro territorio, fanno i conti con la crisi, ma questa realtà in particolare prova a resistere. Come si fa? Si fa cercando di fare tesoro dell'esperienza ventennale che il settore della cooperazione ha, con particolare riferimento alla possibilità di svolgere servizi di vario genere con l'impiego di persone svantaggiate. Si fa anche con la collaborazione, la partnership con committenti pubblici e anche privati con i quali noi in futuro e attualmente ai quali vogliamo proporci. Provate anche magari a diversificare ovviamente il campo d'azione. Sì, sicuramente i servizi grazie ai quali è possibile svolgere questo tipo di mission sociale sono abbastanza classici, ma vogliamo con anche gruppi di studio interni cercare di proporci per servizi innovativi e che sappiano dare una risposta e al territorio e alle imprese del territorio, ma anche cercando di tutelare e garantire le peculiarità dei collaboratori che inseriamo. Una ricerca che avete commissionato peraltro dimostra che la vostra sostanzialmente è una carta vincente anche in termini di economicità. Sì, diciamo che per la prima volta da quando la cooperazione sociale si propone sul territorio cerca di farlo anche supportando quelle che è una naturale considerazione che l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate da questo derivi un'economicità per la pubblica amministrazione o per la collettività in generale. Per la prima volta è stato questo quantificato. Abbiamo quindi commissionato una ricerca all'Eurix dell'Università di Trento su un campione di 226 persone svantaggiate inserite. Il risparmio per persona che per la collettività deriva è pari a circa 8.700 euro l'anno. Riteniamo che questo, al di là degli slogan piuttosto che di quello che ripeto possa essere un abituale pensiero, possa dare sostenibilità a una collaborazione tra la cooperazione sociale e l'ente pubblico in particolare, ma comunque la collettività che è chiamata con le imposte a pagare questo tipo di servizi.